Manca davvero poco alla fine dell'anno scolastico e come sempre gli studenti si stanno preparando alle feste finali, piscine, musica e divertimento, purtroppo a volte anche a base di alcol e droga. Così da tempo si sono intensificate le indagini e gli accertamenti dei militari dell'Arma ed i risultati non sono mancati. 2 studenti di 18 e 21 anni sono stati arrestati. Il blitz dei carabinieri di Vedelago è scattato ieri. A casa del ragazzo di 21 anni, studente universitario residente a San Biagio di Callalta, è stato trovato un vero e proprio bazar della droga. Ben 19 pasticche di ecstasy, 10 dosi di chetamina, circa 7 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana e 15 semi sempre di marijuana. Droga già suddivisa in dosi pronta per essere spacciata alle feste studentesche di fine anno. Arrestata anche la complice, una diciottenne, alunna di un istituto scolastico trevigiano residente a Roncade. I due avevano preparato tutto già confezionato e pronto allo spaccio. I carabinieri della stazione di Vedelago sono arrivati ai 2 giovani nell'ambito di un'indagine riguardante una truffa online che aveva portato i militari a perquisire l'abitazione del 21enne, in cui sono stati trovati anche cellulari, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.